Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Grave incidente stradale lungo la strada statale 189 sulla Palermo-Agrigento, in prossimità del bivio di Casteltermini in provincia di Agrigento. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente. Nell'impatto il conducente della vettura, di Favara, è rimasto gravemente ferito e dopo le prime cure del caso è stato trasportato in ospedale. La circolazione ferroviaria sulla linea Messina-Siracusa è interrotta nel tratto tra Letojanni e Taormina. Si è deciso in tal senso a seguito di una tettoia che è volata sui binari da un hotel Lido di Taormina che si trova a poca distanza dalla linea ferrata a causa del forte vento. Colpiti i cavi della corrente elettrica e la struttura è rimasta capovolta, impedendo il passaggio dei treni in sicurezza. L'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, era mossa da uno spasmodico desiderio di assicurare alla propria famiglia un tenore di vita molto più elevato delle proprie possibilità. I giudici a tal proposito hanno condannato la donna a 8 anni e 6 mesi di reclusione per corruzione, concussione e altri reati. La giunta comunale di Gravina di Catania, presieduta dal sindaco Massimiliano Giammusso, ha dato il via ai lavori di riqualificazione del parco Borsellino. Il comune di Gravina di Catania ha infatti beneficiato di un finanziamento pubblico dell'Agenzia per le politiche della coesione, grazie al quale realizzerà dei lavori all'interno del parco cittadino per poterlo rendere sempre più accogliente. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12.